Cari amici, a bocce ferme, come è bene parlare delle cose importanti, cioè ormai passate a freddo, vorrei parlare di questo sciopero che c'è stato dei trasporti alcuni giorni fa e del paventato sciopero delle forze di polizia. Mi spiego. Questo sciopero dei trasporti è stato annunciato più o meno così, non lo dico tra virgolette perché non leggo e non ricordo bene il testo, ma il senso era domani ci saranno degli scioperi a singhiozzo, ovviamente ne risentiranno di più i treni dei pendolari che vedete alle mie spalle, ne risentiranno di più i treni regionali, i treni locali e poi con una malcelata soddisfazione diceva il giornalista della RAI o di altre testate, diceva ovviamente le frecce sono sicuramente in ordine, viene garantito quel servizio. Vuoi vedere che le frecce vengono garantite perché costano un sacco di soldi e sopra ci vanno i VIP e invece dei pendolari non gliene frega niente a nessuno? E il sospetto mi è venuto. E dopo questo sospetto ho pensato, perché non mutuare questo nei confronti delle forze di polizia che vogliono fare sciopero, che ogni tanto dicono che è ora di finirla, che non ne possono più. Perché non proviamo a minacciare questo sciopero? Non lo sciopero a danno dei cittadini, non lo sciopero a danno dei deboli e degli indifesi. No, domani non si fanno più scorte. Domani, per esempio, non si fanno più, salvo quelle istituzionali, salvo quelle importanti, non si fanno più le scorte di piacere. Domani, se qualcuno vuole andare al supermercato a comprare qualche cosa, se ci va senza scorta, se no, mi dispiace, siamo in sciopero. E questo forse sarebbe veramente un gran bel segnale.